Un Akragas in completo Neranghi per alcune squalifiche e diverse defezioni è riuscito ad avere ugualmente ragione di un volenteroso Alcamo, arrivato al Seneto con una formazione molto giovane e con gli uomini contati, eppure ha dovuto sudare più di 30 minuti per ottenere il meritato vantaggio. Merito certamente dei ragazzi in maglia bianconera, ma anche delle belle parate del portiere ospite Garcia e di alcune conclusioni biancazzurre sprecate da un soffio. A rompere il ghiaccio ci ha pensato Taormino al 32esimo, che dal limite dell'area con un tiraggiro ha superato il bravo guardiapale ospite. Sbloccato il risultato, la compagine di Vullo cerca il bis, ma prima un palo e poi un altro paio di occasioni sprecate non consentono di concludere il tempo con un risultato più cospicuo. Nel secondo tempo l'Acregas si rituffa in avanti, però nel suo momento migliore subisce la rete degli ospiti. La palla danza al limite dell'area biancazzurra e dopo un continuo batte e ribatte, ecco Bucu trovare lo spiraglio giusto per superare il portiere Paterniti. Esplode giustamente l'entusiasmo dei giovani calciatori bianconeri, ma la scossa del gol subito scuote la formazione akragantina, che un minuto più tardi riesce a passare nuovamente in vantaggio con il nuovo entrato La Rocca. Più passano i minuti, più l'Alcamo perde lo smalto ed è così che Gambino in contropiede si procura un calcio di rigore per un atterramento in area bianconera da parte di Ndao. Dal dischetto trasforma lo stesso Bomber al 66esimo che 3 minuti più tardi sigla di forza la sua doppietta personale, 69esimo. Non passano però 10 minuti che Taormina all'80esimo con un nuovo tiro beffardo a giro sorprende il portiere Garcia. Oramai la gara è sul 5-1 e agli sgoccioli, ma non è finita perché la difesa di casa concede un po' di spazio e l'Alcamo segna la sua seconda ed ultima rete della giornata con Ammoscato al 90esimo. Grazie a questa vittoria e al contemporaneo pareggio del Canicattì a Mazzara, la compagine dei Templi raggiunge al secondo posto la squadra biancorossa di Pippo Romano, ma domenica prossima l'attende il derby con la Pro Favara al Giovanni Bruccoleri, una sfida molto attesa e sentita. Cambia poco la classifica generale, eccezione fatta per l'Acregas che raggiunge il Canicattì a quota 49. Quest'ultima non è andato al di là di un pari a reti bianche contro un Mazzara che ha tentato di tutto per metterlo sotto. Valenti sugli scudi, il portiere Valenti. Continua la sua fuga a solitare il Dattilo che nell'anticipo del sabato ha superato in trasferta il CUS Palermo. Per quanto riguarda la zona playoff, si rifà sotto la San Cataldese che vincendo a Monreale raggiunge al quarto posto il Gerace, anch'esso vittorioso tra le mura amiche con la Pro Favara. La compagine di Giovanni Fassone si trova in piena zona play-out e rischia di essere risucchiato dal veemente ritorno dell'oratorio marineo, sotto di 2 punti, ma in netta ripresa e vittorioso sul campo di Castellammare. Classifica tranquilla per lo Sporting Pallone, grazie alla vittoria esterna con la Parmonval. Il prossimo turno propone, oltre che il derby pro Favara Acragas, il Canicattì con il Monreale ed il Dattilo in casa con l'Oratorio Marineo. È stata una partita, per come si era detta alla vigilia, molto combattuta. Però alla fine l'Acragas alla distanza poi ha fatto quello che era giusto fare, segnare tanti gol. Era una partita che c'era solo da perdere, che c'era solo da stare concentrati, come avevamo detto. Noi avevamo 9, 10 undicesimi di compagine fuori, abbiamo dovuto sopperire e supportare alcune situazioni. Credo che i primi 20 minuti, prima mezz'ora è normale che la squadra avversaria è fresca, corre, ed è normale, come è stato normale anche domenica passata, quindi sono tutte situazioni di gioco che si vengono a cavallare, tu che cerchi di costruire, gli altri invece che partono in contropiede ti fanno correre un po', tutto nelle regole, poi alla lunga loro calano e tu riesci a gestire anche con quei pochi cambi che c'erano da fare e che potevamo fare, visto che abbiamo giocato anche con un giocatore che era una settimana che stava a casa per un'influenza abbastanza pesante, da
Davide Biangola, e quindi dopo mezz'ora è mancato anche Pirrone. I ragazzini tutti infortunati, da Ruggero a Paolisi a Casà, quindi tutti abbiamo dovuto approntare i 20 miracolosamente, però era una partita che ci stava che si giocasse anche meno bene, insomma, del solito, però ho visto che la gente ha apprezzato e ha cominciato anche a inveire dopo mezz'ora, perché abbiamo preso un gol. Non credo che questa squadra meriti di essere arrabbiata, avete perso mezz'ora di tempo, come se fosse tempo perso.